Allora, saper costruire, ristrutturare bene, cioè fare quel salto di qualità che per anni, lei diceva anni 50, 60, 70, io dico anche 90, 2000, fino a che c'è stato il grande boom 2006, poi c'è stata la crisi e quindi abbiamo cominciato a vedere cose diverse. Ma è possibile questo? Cioè, qual è la casa green per un artigiano? La casa green, come diceva bene prima il dottor Della Pupa, è quella che ti dà un bel comfort abitativo, che ti fa risparmiare in bolletta, che ti dà anche quella serenità di dire sto facendo qualcosa di buono per l'ambiente, e questa sensibilità sta aumentando sempre più nelle giovani generazioni, quindi noi imprese dobbiamo tener conto anche di queste sensibilità, oltre che essere un dovere morale nostro quello di efficientare per ridurre le emissioni di CO2, però è anche una nicchia di mercato che dobbiamo coltivare. Ed è appetibile per i giovani. Spazio per giovani innovativi che abbracciano anche questo nuovo modo di costruire. Lo spazio c'è, bisogna capire che il nostro settore è un settore altamente professionale, dove tu poi hai anche possibilità di crescere, quindi come giovane qui trovi tutto quello che vuoi, non è quel mondo che si diceva prima, siamo sporchi, soggetti a infortuni, eccetera. Dobbiamo capire che siamo cambiati e purtroppo si accennava anche prima, stiamo invecchiando però. Stiamo invecchiando, quindi un problema grosso che io vedo è quello che le nostre conoscenze, le nostre professionalità non riusciamo a passarle, a trasmetterle alle generazioni future, e questa sarà una perdita molto importante se non mettiamo dei paletti di ripari. Ecco, questo tema qua è cruciale, perché qua si aggancia quanto al passaggio generazionale, magari ci dice anche due parole della Pupa, che voi tra l'altro affrontate costantemente, riguarda la categoria, perché poi è la categoria che può dare delle indicazioni, però il fatto che ci sia questo invecchiamento non solo di chi vive le abitazioni, perché magari i giovani se ne vanno anche all'estero, oppure prendono in affitto, locazione, eccetera, per poi muoversi, eccetera, ma anche chi lavora in questo settore, e quindi l'elasticità mentale di dire si è fatto sempre così, adesso lascia stare, non si fa più così, si fa in un altro modo. Beh, sicuramente i giovani oggi non... Capisco anche l'atteggiamento di molti anche nella questione del passaggio generazionale, perché molte volte, passatemi il figlio o la figlia, se può essere anche questa, non ha proprio le stesse idee che ha il papà, e non viene accettato magari di lavorare in certi termini, ma non mi riferisco al lavoro duro, al lavoro pesante, no, mi riferisco anche a un criterio di organizzazione. Chi ha fatto il passo in questi anni, ha fatto un po' il passo passando da azienda, non so, socio da solo, poi SNC e poi SRL o SPA, sicuramente questo passaggio è stato molto utile, perché si è strutturato all'interno di figure che possono fare la differenza. E questo secondo me che i giovani oggi non sono attratti dal nostro comparto, perché si pensa ancora che sia un comparto fatto di idee e percorsi già dati, quindi da quando si inizia, quando si finisce sarà sempre. Non è vero. Oggi quei giovani che si stanno avvicinando, pochi, perché c'è anche una mancanza di nuovi giovani, sappiamo cosa vuol dire oggi l'inverno demografico, però è anche vero che chi si avvicina con dei criteri diversi, anche, mi permetto di dire, con delle attività leggermente diverse, e questo secondo me è quello che comunque noi dobbiamo apprezzare dei giovani, quindi incentivarli su questo, perché questo potrebbe fare la differenza. Certo che molte aziende probabilmente fra 10 anni non ci saranno più, perché non ci sarà il passaggio generazionale, però di queste aziende sarebbe opportuno lasciare l'esperienza, lasciare quel know-how che hanno acquisito in tutti questi anni, quindi poter trasmetterlo. Qual è uno dei percorsi? Secondo me le scuole. Le scuole possono comunque aiutare molti giovani che a una certa età, e non è più come una volta che a 15 anni si può pensare di capire dove si vuole andare a lavorare, quale mestiere fare nella propria vita, però secondo me già a 20 anni qualcuno ci può pensare. Quindi su questo dobbiamo dare noi un'immagine diversa e aiutare questi giovani attraverso le scuole, che possono comunque individuare un percorso che sia vicino alle loro esigenze, alle loro volontà.
Ecco, però qui c'è un altro elemento importante che è il famoso passaggio generazionale, perché poi il giovane ha delle aspettative anche di crescita, di poter far strada, invece nella concezione dell'impresa in senso stretto artigiana, anche se di capitali, insomma non è che... Diciamo che noi abbiamo sempre affrontato il passaggio generazionale attendendo il momento in cui il titolare andava in pensione e poi cedeva in qualche modo, sapendo che poi il titolare non andava mai in pensione e comunque restava fino cioè, perché voglio dire, è la sua vita, è la sua impresa, è nata così. Oggi stiamo vedendo che in realtà quelli che iniziano a pensare al cambio generazionale iniziano a fare un percorso già un po' di anni prima, proprio per costruire un sistema dove ovviamente l'impresa, anche perché un conto se noi parliamo di imprese di 1, 2, 3 persone, ma quando l'impresa comincia a avere un certo numero di persone, di addetti, eccetera, basta 7-8 addetti, il tema dell'organizzazione, il tema delle deleghe, il tema diventa fondamentale, non può più essere l'imprenditore che pensa a tutto, no? E da quel punto di vista più si è organizzati, più è necessario avere queste figure specializzate e più questa competitività che nasce da questa organizzazione garantisce all'impresa, tra l'altro l'abbiamo visto con dei numeri che sono stati anche proiettati prima, cioè diciamo che nell'arco degli ultimi 8 anni le imprese artigiane della costruzione hanno raddoppiato la capacità di fare utili sul fatturato. Non sono ancora altissimi, elevatissimi, è un settore che da questo punto di vista non può competere con altri settori, ma passare dal 3% al 5%, se uno fa i conti sul fatturato, comincia a ragionare su quali sono anche le possibilità dal punto di vista della redditività. E oggi più l'impresa è specializzata e competitiva, più si garantisce questo tipo di remuneratività, che è sicuramente un tema di attrazione dal punto di vista anche dei giovani, perché è vero che i giovani seguono ovviamente tante muse, eccetera, però il denaro tutto sommato fa sempre comodo. Ecco, bisogna anche raccontare che questo non è più il settore dove si andava... quando noi eravamo ragazzi d'estate andavi a lavorare magari un paio di mesi, no? Bravo, infatti questa così, è un po' la concezione. che un po' imparavi anche a fare delle cose, no? Però in realtà questo è un settore dove oggi c'è la possibilità, tra l'altro proprio, permettetelo di dire, di guadagnare anche abbastanza bene e quindi di garantire un futuro adeguato per le proprie famiglie, per la propria vita, no? E man mano che cresce questo livello di competitività, e noi spesso diciamo che il passaggio adesso con la fine del super bonus, che è stato una specie di, passatemi la parola, di droga di Stato, no? Cioè abbiamo dato la possibilità a tutti di fare affari, di lavorare, di fare eccetera. Però questo, come vi diceva anche prima il Presidente Lovato, ha beneficiato tutte le imprese, quelle brave e anche quelle meno brave. Oggi, senza più quel tipo di incentivo, ce ne saranno ancora ma non saranno così forti, rimane sul mercato chi è capace di far bene, di relazionarsi bene con i clienti, no? Di comprendere anche quali sono le esigenze, ma soprattutto anche di costruire una sorta di filiera di qualità, perché ci deve essere il progetto di qualità, ci deve essere l'impresa di qualità, il distributore di materiali che fornisce bene l'impresa, ci devono essere poi tutte le figure che sono i posatori, gli elettricisti, cioè tutti che operano con quella logica, no? E quel prodotto di qualità domani varrà sul mercato molto di più dal punto di vista patrimoniale, mentre la casa costruita male, eccetera, oggi non ha più senso e difatti non si vende perché ha metrature sbagliate, dimensioni sbagliate delle stanze, no? Magari anche la collocazione nel territorio. Noi per fortuna in Veneto abbiamo delle norme che ci consentono di buttare giù da una parte, spostare quei volumi e edificarli da un'altra parte, però per imparare a fare questo serve capacità ma anche formazione, cioè serve informazione e formazione. Lei ha detto una cosa che aveva già detto anni fa, non parlato anni fa, ricordo, e che
Sembrava che diventasse di dominio pubblico e invece molti non ne sono assolutamente a conoscenza, infatti ben pochi hanno fruito di questa possibilità oggettivamente, ma perché è un qualcosa, cioè togliere volumi da una parte e spostarli dall'altra, è le amministrazioni, la burocrazia che rende difficile questo o è la mancanza di conoscenza delle aziende nel proporre questo da realizzare? Ma sicuramente è una mancanza anche di conoscenza, però è anche forse una mentalità nostra che la casa deve essere una cosa per sempre e quindi già il discorso di demolire la casa sta entrando adesso come concetto, ma fino a qualche tempo fa non lo era. Sono opportunità. Entra anche come speculazione, perché dalla villetta ti fai una palazzina, quindi... Sì, sì. Però questo rientra tutto in un contesto più ampio, la demolizione, il recupero dei volumi, anche la sensibilità di non consumare più suolo, è un crescere della nostra cultura ecologica, chiamiamola anche, che pian pianino ma a tempi molto lunghi per arrivare a questi obiettivi sicuramente. Rispetto ad altri paesi, quello chiedo un po' a voi, insomma, siamo più indietro? Non dico solo l'Europa ma anche fuori dall'Europa. Ma forse qui da noi è più radicato il senso di casa per sempre, forse in altri in altre zone la casa è a servizio tuo quando non ti serve più. Quello sicuramente è vero che l'Italia è tanto lunga, è tanto diversa e quindi diciamo siamo molto diversi, ma diciamo che noi, essendo forse un po' più vicino al nord d'Europa, dove alcuni temi, ad esempio sulla qualità delle abitazioni, io do un dato per tutti, il superbonus a livello diciamo nazionale dal punto di vista delle regioni, chiaramente la Lombardia è la regione più grande e quindi ha avuto il numero maggiore di asseverazioni, ma se noi andiamo a pesare il dato sulla popolazione, il Veneto è stata la prima regione in Italia per numero di interventi rispetto al totale della popolazione. Perché? Io scherzando dico sempre perché se a un Veneto gli dai un'opportunità, non so, invece di pagare le tasse ti rifai casa e parte subito, no? Ma il tema qual è, al di là delle battute? Che c'è una concezione che è vera, quella no, del mettere, cioè dell'investire sul proprio patrimonio, no? Ma anche il fatto che in realtà noi viviamo in città, in borghi, in luoghi che a parte alcune eccezioni sono comunque di qualità e sono cresciute le qualità nel tempo, i centri storici sono migliorati, perfino Mestre è migliorata, voglio dire che è la città più forse peggiore in questo senso, no? Allora il punto è che in questo miglioramento chiaramente non c'è qualcuno che abbia la bacchetta magica, è un percorso, no? Ma è un percorso che si fa se poi chi rappresenta la domanda, cioè in gergo si dice la signora Maria, certo, è lei stessa che sa e ti chiede delle cose in modo specifico. Allora è un e il superbonus in questo è stato un grande veicolo perché ha fatto sì che molte più persone oggi siano almeno un po' informate su che cos'è una casa che consuma poco e che ha migliori qualità da tutto. E allora è un fattore culturale, quindi non solo della categoria che deve formarsi, crescere, evolvere, attuare per tempo passaggio generazionale in modo che i giovani ci mettano qualcosa di loro e non vadano a morire, ma anche di diffondere una cultura del cambiamento, perché chi domanda sappia cosa può chiedere, no? Beh, sicuramente sì. Vorrei aggiungere solo un dato che ha dato il sottosegretario Bitonci all'evento che abbiamo fatto ad Asolo. In Italia col superbonus sono stati fatti solo prime case il 4%. Non il 40%, il 4%, quindi voglio dare questo dato per dire come ne parliamo molto, ma che effettivamente purtroppo poi alla fine ne hanno usufruito poche abitazioni, pochi committenti. Sulla questione della nostra... la domanda, scusi? No, diffondere una cultura anche tra le persone, esatto. Cioè, chi ci ascolta apprende di volta in volta un pezzettino in più. Serve una cultura perché dobbiamo fare un cambio culturale, ma se guardiamo bene già i giovani hanno già questa tendenza. Cioè, se io dico a mio figlio, sai, sono intenzionato a costruirti una casa, mi dice, babbo, ferma un attimo perché non lo so. È questo che forse abbiamo
portato avanti da molti anni anche noi genitori e i nostri genitori, cioè il fatto di costruire una casa e sposarsi con una casa voleva dire solidità, star bene, avere una famiglia a posto per il resto della vita. Oggi questi valori non ci sono più, non dico se va bene o non va bene, dico solo che non ci sono più, quindi anche tutta la questione dell'abitare va vista in un'ottica diversa, va vista in un'ottica di chi veramente andrà ad abitare questi fabbricati, quindi non serviranno più case con 3 camere, cose di questo genere, taverne, mansarde, serviranno probabilmente degli alloggi dove uno comunque gli costa poco, all'inizio dell'acquisto gli costa poco mantenerlo e sostanzialmente non ci deve dedicare del tempo per pulire, star lì al giardino, tutta una serie di cose. Molto probabilmente preferiscono avere una vita sociale più ampia e quindi il tempo libero che loro possono dedicare lo dedicano non più alla casa come si faceva una volta, ma si dedicano comunque a socializzare all'interno di altri ambienti che non è più la casa. No, ma è vero che paradossalmente oggi quasi più dell'economia è importante la sociologia per capire dove andrà il mercato, no? Cioè, perché come veniva proprio detto adesso, cambia la domanda, ma cambia la domanda in funzione dei cambiamenti sociologici che noi stiamo vivendo. No? Sì. E in questo senso chiaramente abbiamo comunque delle grandi fette di popolazione, si diceva prima gli anziani, che hanno determinate esigenze, ma attenzione, perché parlare di anziani 20 anni fa significava parlare di alcune tipologie di persone. Oggi c'è la terza, la quarta, arriveremo alla quinta età tra un po', no? E in più gli anziani di domani, cioè quelli che saranno anziani tra 10 anni, mi ci metto dentro anch'io, in realtà sono persone che sono cresciute in un periodo avendo tutta una serie di diciamo, attività, di modalità, di approccio che sono completamente diversi da un tempo. No? E quindi le esigenze stesse di quegli anziani di domani saranno diverse. Ecco che ad esempio il vivere dove ognuno ha il proprio luogo, però magari c'è la parte comune dove si sta assieme, però ognuno poi ritorna, no? Sono queste piccole comunità che si creano. Abbiamo degli esperimenti in Italia molto interessanti, non solo tra anziani, ma anche tra misti, tra ad esempio anziani e gli studenti, no? Ci sono degli esperimenti interessanti stati fatti a Trento ad esempio, e queste sono delle forme di socializzazione che però necessitano di un ripensamento, di una riorganizzazione. Certo, non tutte le abitazioni potranno essere pensate così, però significa che anche l'offerta deve un po' ripensarsi rispetto a questo. E paradossalmente, mentre un tempo, quando appunto c'era la domanda era molto forte, io faccio sempre l'esempio di Henry Ford, no? Perché 100 anni fa Ford ha inventato la macchina, il modello T, e diceva chiunque può volere la macchina del colore che desidera, basta che sia nera, perché lui vendeva solo automobili nere. Oggi in realtà non vendrebbe nessuna automobile se le vendesse tutte uguali, perché ognuno di noi vuole il prodotto confezionato su misura, compresa la casa, sulle proprie esigenze. Ecco, la capacità di dare queste risposte non è per tutti. Non infatti, tutte le imprese sono capaci. E oggi iniziare a ragionare su questi temi, per esempio in questo caso con il settore artigiano, è una sfida importantissima perché significa prepararsi oggi per essere pronti domani. Assolutamente. Appunto lo scopo di queste ricerche che abbiamo affidato a voi, perché per prepararsi e essere pronti a un futuro, perché la casa deve essere adatta. Esatto, ma anche secondo me è anche importante che tra di voi, cioè nella categoria, ci sia una crescita, ci sia una consapevolezza di vari ostacoli, anche la burocrazia, si parlava prima, no, fuori onda, che è un'altra problematica, e lì interagire con le istituzioni nella speranza che prima o poi, qualcosa migliori, perché sennò le imprese hanno difficoltà a essere fatte. Ma anche l'altra componente che prima diceva il dottor Della Pupa, lavorare nel settore dell'edilizia ti dà un buon guadagno, possibilità di mantenerti la famiglia. In realtà, confrontandosi con i giovani, emerge che il giovane in sé per sé di mantenere la propria famiglia non ne ha tutta questa grandissima voglia. Ha voglia di fare un lavoro che lo realizzi, che dia gratificazione, che gli dia anche del tempo libero, e anche modo di star bene e avere una posizione sociale. Quindi bisogna anche lì che se il settore edile è vero come sembra emergere, ha bisogno di nuove figure giovani
che faccia quel salto di qualità per essere appetibili da questi giovani, quindi offra prospettive non tanto di costruirsi una famiglia e stare bene economicamente, ma di realizzarsi come persone, per cui ci sarà quello che si sente realizzato nel buttarla a Malta, ma perché viene anche da altre realtà, altri paesi, e gli può andare bene, ma può darsi che invece il nostro connazionale abbia quel qualcosa in più di bisogno e quindi dargli quegli spazi, no? Ma sono necessità che sono venute a galla soprattutto dopo il Covid. Certo, ma e non soltanto nei giovani, le posso testimoniare che anche persone di quarantenni o di media età che prima vedevano solo il lavoro, adesso hanno l'esigenza di ricavare del tempo del libero e quindi come imprese siamo costretti a riorganizzare il nostro modello interno. Quindi è un'esigenza che se vogliamo trattenere le nostre maestranze non è solo una questione di stipendio, perché nel piatto di bilancia viene messo abbondantemente anche tutto questo aspetto di vita sociale. C'è tutto il tema del welfare aziendale che oggi diventa strategico e importantissimo per tenere. E queste sono aziende. Però c'è un tema a monte che è quello del welfare in generale, cioè del benessere complessivo, no? E dentro questa logica è chiaro che noi abbiamo bisogno, come dicevo prima, di persone che sappiano fare bene, ma anche abbiamo bisogno di domande che siano adeguate e quindi di soggetti informati. E qui vengo anche su quello che diceva lei prima rispetto al tema dell'appetibilità, chiamiamola così, dell'attrattività della professione, no? Nel mondo delle costruzioni. Attenzione, perché in realtà c'è un problema che è un problema di narrazione, cioè di come noi raccontiamo questo mondo, e non è solo un problema di questo settore qui e degli artigiani, è lo stesso problema dei geometri, eccetera, eccetera. Ed dobbiamo sfatare alcuni miti, no? Che quando uno diventa architetto dopo pensa di diventare archistar, perché in realtà se poi andiamo a vedere forse è meglio fare il muratore che l'architetto oggi dal punto di vista economico. Assolutamente, dovremmo continuare a parlarne ancora, non abbiamo più tempo a disposizione, quindi assolutamente sono tematiche interessanti, poi stiamo facendo comunque informazione e cultura, quindi io ringrazio il dottor Dalla Puppa di essere stato qui con noi, Smartland, il dottor Giovanni Lovato, presidente degli edili di Confartigianato e vicepresidente di Edilizia Nazionale, grazie di essere stato qui con noi, Oscar Bernardi, vicepresidente Confartigianato del Veneto, referente settore edilizia. Grazie, cari telespettatori, continuiamo comunque a parlare, parliamo sempre questa ricerca di cui si era menzionata, quindi restate con noi dopo la pubblicità.